Una convenzione tra il Parco della Valle dei Templi e la Fondazione Oresiadi, rappresentata dall'ex onorevole Calogero Prumila, è il primo passo per la riapertura delle ex fabbriche chiaramontane. Sarà infatti sottoscritto giovedì 15 giugno alle ore 10 nei locali di Casa San Filippo una convenzione tra il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi e la Fondazione Oresiadi di Gibellina per la realizzazione sinergica di attività di alto valore culturale negli ambiti di arti visive, letteratura, teatro, musica e poesia. L'accordo sarà scandito da un primo importante risultato programmato a breve termine, cioè la riapertura degli spazi delle ex fabbriche chiaramontane di Agrigento, chiuse dal lontano 2017. A sottoscrivere l'intesa saranno il direttore del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi Sciarratta, il presidente della Fondazione Oresiadi di Pumiglia. Saranno presenti anche il presidente del Consiglio del Parco archeologico e paesaggistico Crisostomo Nucera, il direttore dell'Ufficio Beni Ecclesiastici dell'Arcidiocesi di Agrigento Don Giuseppe Pontillo, il direttore del Museo Diocesano di Agrigento Domenica Brancato. Il Parco, a seguito di questo rapporto di collaborazione, si impegnerà a sostenere le attività della Fondazione Oresiadi attraverso lo stanziamento di un contributo annuo di 60.000 euro. La convenzione avrà una durata di 5 anni e avrà l'obiettivo, come afferma il direttore Sciarratta, di recuperare e riaprire nel cuore delle città le ex fabbriche chiaramontane, ricordiamo siti in via San Francesco, per farle diventare un polo culturale di grande pregio, capace di ospitare importanti mostre, presentazioni di libri, dibattiti e più in generale le attività culturali della città. Un connubio insomma tra le iniziative della tradizione ormai quarantennale della Fondazione Oresiadi, con particolare attenzione ai linguaggi contemporanei delle arti e delle attività del parco, che custodisce e valorizza l'inestimabile patrimonio della Valle dei Templi e di altri 40 siti archeologici nel territorio. Un patrimonio insomma che potrà andare a arricchire ulteriormente il progetto di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Le ex fabbriche chiaramontane torneranno finalmente a rivivere con un evento inedito la mostra inaugurale, un tributo alla memoria dell'archista agrigentino Franco Fasulo, recentemente scomparso.